Buongiorno, oggi con Difesa TVB è a Castelcomberto, in provincia di Vicenza, nell'azienda di De Franceschi Floriano, che è presidente regionale allevatori del Veneto, vero? Giusto? Siamo in un bel ambiente, siamo alle nostre spalle e parliamo un attimo di come è stata l'annata cerealicole. Siamo in un'azienda vacche da latte, quindi i cereali sono importanti perché poi vengono usati nelle nostre stalle, nelle vostre stalle. Quindi come è andata l'annata, siccità, caldo e le prospettive anche dei prezzi perché si deve fare impresa. Io penso che è un'annata molto difficile, sia dall'aumento di costi perché per la parte mais, insomma, partiamo già dalla semina e dalle concimazioni con l'aumento dei prezzi che abbiamo avuto quest'anno. Poi si è messa anche la siccità a creare qualche dinamica non di poco conto che ha contribuito ad abbassare un po' le produzioni, non in tutte le parti, ma in tante parti dove non sono servite le irrigazioni, e quindi ci troviamo comunque ad avere un costo, direi, molto ma molto elevato per quanto riguarda l'alimentazione degli animali. Vicenza, come vacche da latte, è al primo posto nel Veneto. E come siamo messi? Cioè, il caldo ha contribuito a diminuire la produzione del latte e il latte in generale mantiene un prezzo, posso dire, adeguato alla sopravvivenza delle aziende, perché non di più. L'aumento del prezzo del latte non riesce a malapena a coprire i costi degli aumenti che abbiamo avuto. Un anno e mezzo fa avevamo sicuramente un prezzo che si girava dai 40 ai 45 centesimi, che era sicuramente molto più basso. Oggi arriviamo anche ai 60 centesimi. Qualche privato oggi sta pagando anche di più, anche qualche cooperativa 60-65 centesimi, ma questo aumento dei costi difficilmente riuscirà a dare un beneficio alle aziende agricole, riuscirà probabilmente a pareggiare. Poi l'indotto, sapete, non è solo legato all'alimentazione e ai costi energetici, ma qualsiasi manutenzione che facciamo su un parco macchine, qualsiasi dinamica che noi abbiamo, sappiamo che i prezzi sono aumentati tantissimo e su questo alla fine poi bisogna fare bilancio a fine anno e magari non te ne accorgi, ma poi non trovi più le risorse che ti dovrebbero restare. Visto che comunque tutti quanti chi ha allevamento vacche da latte usa i propri cereali, cioè il proprio terreno per autoconsumo, diciamo così, no? Quanto importante è assicurare la campagna cerealicola, visto comunque i cambiamenti climatici? Più gli eventi cambiano, gli eventi climatici vanno avanti e più peggiorano come stanno peggiorando in questi ultimi anni, diciamo, probabilmente il fatto di avere un reddito garantito ti dà una copertura maggiore su tutti i punti di vista. Allora, visto che comunque stanno diminuendo sempre di più le aziende che fanno latte, diminuisce le aziende ma aumentano i capi, ma quanto è sostenibile questo a lungo andare? Ma è ovvio che diventa, specialmente nelle nostre aree, diventa sempre meno sostenibile. Leggevo una rubrica in questi giorni dove si parla, guardando la banca dati nazionale italiana, una diminuzione del 70 e più erotti per cento degli allevamenti da latte e del 37 degli allevamenti da carne. Manteniamo sostanzialmente il numero di bovini, ma diminuiamo moltissimo gli allevamenti, che sono sempre più intensivi. Noi, Veneto specialmente, ma non solo il Veneto, tutto il nord Italia, lavora sul turismo e lavora su un ambiente curato e mantenuto. Oggi questo effettivamente può essere un rischio molto grosso, perché se non abbiamo questi allevatori, questi custodi del territorio, non so, la società poi
quali saranno le spese per poter tenere curato questi nostri territori. Un giovane che volesse intraprendere questa attività. Vi posso dire di fare un business plan molto accurato. Secondo me è ancora fattibile, ma è molto difficile. Cioè, nel senso che è fattibile sulla carta, ma è difficile poi realizzarlo. Questa è una stalla fatta nel 2006 con un finanziamento che dura 20 anni, quindi capite che i rientri nel nostro sistema non sono finanziamenti a 5, 6, 8 anni come abbiamo nell'industria o nell'artigianato. Per noi rientrare di un investimento per una nuova stalla sicuramente vuol dire molti più anni delle altre categorie. Ringraziamo il presidente ARAV Floriano De Franceschi e alla prossima volta. Grazie. Grazie a voi.